Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 1 aprile, puntata numero 124, una giornata che sarà ricca di eventi, ci sarà il doppio incontro stamattina in comune alle 11, stasera alle 18 sulla questione stadio, ci sarà chiaramente l'allenamento a porte aperte del Cagliari alle 16 ad Asseminello e poi chiaramente si può parlare anche del discorso nazionale perché quello che è successo ieri, insomma, per la terza volta l'Italia non si qualifica ai mondiali, ma abbiamo già collegato Francesco, che spero mi senta. Ciao Fra, ben Sì, trovato. io non so come mi sentiate voi, buongiorno. Benissimo, benissimo, Bene. benissimo, benissimo. Che non Come prende stai? benissimo dove... No, però ti Sto sento andando in bene. comune, sto Ok, andando in ok. comune. Presenza di Francesco in comune per l'incontro, ricordiamo Fra, stamattina ci sarà l'incontro con il delegato UEFA Michele Uva, ci sarà comunque Giulini, ci sarà il vicepresidente Fiori, insomma un primo impasto di quello che sarà la giornata, ovvero legata alla questione stadio. Qual è la tua sensazione? Beh, sicuramente è una sensazione. Oggi è un giorno molto molto importante perché insomma, se non si decide oggi il Il destino dello giorno. stadio, sì, insomma, eh, oggi potrebbe succedere di tutto, cioè veramente di tutto. Mi attendo molteplici decisioni e soprattutto che, insomma, che possa veramente, veramente succedere di tutto, dal quadro più positivo possibile a quello più negativo possibile, perché oggi si balla e oggi chiaramente, vista anche la presenza della delegazione UEFA, perché ricordiamo sempre il solito discorso, no? Cioè la costruzione del nuovo stadio di Cagliari rientra in un piano più generale, quello insomma, per ospitare gli Europei 2032 anche in Italia. E da parte istituzionale, mi viene a dire, delle istituzioni sportive, c'è molto pressing per far sì che il progetto dello stadio di Cagliari insomma, parta veramente in maniera decisiva, ecco, perché insomma, uno stadio nuovo, lo diceva Giuseppe Boi, lo spiegava bene Giuseppe lunedì mattina. eh, insomma, chiaramente ci sono tante aspettative. Bisognerà capire però se queste aspettative saranno ben riposte, vista la situazione di stallo a cui abbiamo assistito nell'ultimo periodo. Parlo ovviamente insomma, del discorso legato al famoso scoglio, no? Del canone annuo di Il canone. concessione su cui si sono fermati, o meglio, non è che sono fermati, cioè, insomma, c'è stata uno Diciamo che sono stop. lontane le due, Sì, le sì, sì, due sì, sì, sezioni, perché da una parte esattamente. Le si due chiede parti sono 50.000 lontane. euro annuali e dall'altra si parla di almeno 780.000 euro annuali, quindi No, beh, insomma la no, allora, quello forbice. è il discorso di Farris, quello è di Esatto, 700 e passa mila, e il il quadro di 5% Farris, dei ricavi. di fatto il comune, la giunta, insomma, quindi con Giuseppe Macciotta, l'assessore allo sport,
prevede una cifra sensibilmente più bassa, ma comunque più alta, ben più alta rispetto a quella proposta del Cagliari. Quindi, insomma, comunque al di là di tutto le parti sono al momento lontane. Oggi è uscita un'intervista ad Antonio Romei, il legal advisor del Cagliari, l'avvocato Romei, no? Che sta Sì. seguendo, sta accompagnando il club in tutte queste trattative, in tutte queste interlocuzioni sullo stadio. Ampia fiducia, lo stadio si farà, si troverà un accordo, insomma, dichiarazioni abbastanza pesanti, perché comunque non è il numero 2, però il numero 3-4 del Cagliari in questo momento, Nel vista podio, la sua, possiamo ecco, dirlo. vista la vicinanza, la particolare vicinanza a Tommaso Giulini insomma, anche nella fase decisoria e di consigli. E quindi, insomma, bisognerà capire effettivamente. Non stanno andando di sottopancia, mi sa, però. Cioè, non di sottopancia, il serpentone, è vero? Aspetta. Partito. Ora sì, ora sì. Vai. No, No, non non per era altro, perché adesso ho partito. sollevato lo sguardo un No, non secondo. era partito. Perché ho No, cambiato i dicevo. commenti, li ho tolti. Li metto io in visione. Ho capito. Dicevi, No, scusami. dicevo, quindi se Romei si espone in quel modo all'Unione Sarda, qualcosa vorrà pur dire, ecco, quindi è chiaro che l'interesse di tutti in questo momento è far sì che questo stadio venga finalmente costruito. E dico di tutti perché neanche l'opposizione in Consiglio Comunale, nessuno non vuole fare lo stadio, sia chiaro. Cioè, Certo. perché se no non sarebbero state votate all'unanimità diverse risoluzioni, insomma, non ci sarebbe stata anche una risposta da parte dell'Assemblea a determinate sollecitazioni sul tema. Però è chiaro che non c'è l'accordo totale, non c'è l'accordo totale forse neanche all'interno della stessa maggioranza, quindi figurarsi poi in un discorso di aula al completo. È chiaro che siamo un po' nel campo delle schermaglie politiche e tutto, ma questa parte, secondo me, appunto, il discorso delle schermaglie politiche la vivremo molto stasera, perché dalle 18 ci sarà il dibattito in Consiglio Ok. Comunale. Ricordiamo, non ci sarà il voto oggi, perché poi il voto avverrà la settimana successiva, verosimilmente, quindi la settimana dopo Pasqua. Però comunque, insomma, ci sarà un dibattito, credo, abbastanza Abbastanza infuocato questo acceso. pomeriggio, sì. Assolutamente. Allora, c'è il nostro primo ospite, Fra, lo faccio entrare. Allora, ci mettiamo in posizione. Eccoci qua. Ciao Vince, ben trovato. Buongiorno Senti, 131 a tutti. grazie mille Vincenzo per aver accettato il nostro invito. Siamo collegati anche Vince, con come sta la Francesco. spalla intanto? Esatto, infatti la prima domanda era questa. Ieri faceva molto male, oggi sta migliorando. Forse Bene, bene, bene. forte conclusione, insomma. Forse non ho rotto niente. Speriamo bene, speriamo bene. Meno Questa è male, una meno roba male. nostra della partita Esatto, del interna. calcio a 7 del lunedì. Ecco, perché insomma, non è stata una partita fortunatissima quella di lunedì, diciamo così. E Possiamo chiudiamola qui. dirla. Esatto. Parliamo, Vince, parliamo dei vai. temi sul tavolo, Allora, caro stavo Luca. parlando con Francesco, Vince, sul discorso stadio, volevo sapere anche qual era la tua opinione riguardo appunto al doppio incontro che c'è stamattina alle 11, il delegato UEFA, ci sarà il presidente Giulini, presidente e vicepresidente Fiori, insomma tutto il podio del Cagliari con anche il sindaco Zedda, mentre stasera ci sarà appunto il dibattito del Consiglio Comunale. Qual è la tua sensazione riguardo al discorso stadio per il Cagliari, Vince? La sensazione è che come Aspetta che ti sento male. Ti sento male, lo sai, con la, l'audio. sens- la sensazione, Ok. la sensazione sì, forse le cuffie, è che la volontà da parte di tutti è quella, insomma, di arrivare a Rama e quindi realizzare l'opera. E è chiaro che come succede quasi sempre in situazioni del genere, che Lo sai che ti sento male, Vince? Mi pare che le cuffie... no, non c'ho le cuffie in Ah, realtà. no, ok. Allora prova a avvicinare il computer perché sente a scatti. Ma sono col telefono, adesso mi Ok, senti? prova. Ok, ora sì.
No, abbiamo visto anche a San Siro, insomma, qualche giorno fa. Adesso sembra che si blocchi tutto perché, insomma, partono le inchieste. E purtroppo viviamo in un paese dove è molto complicato, no? Poi realizzare opere così importanti. Quello che possiamo augurarci è che riesca a prevalere la volontà, insomma, di dare finalmente alla città. Quindi penso che magari riusciremo, come dire, ad avere un ulteriore incoraggiamento da questo punto di vista poi nel tardo pomeriggio, quando usciranno le notizie circa questi nuovi incontri. Certo è che è incredibile, perché insomma sono 10 anni che se ne parla, 10 anni che si è messo in moto il progetto. Almeno 4 volte noi dei media abbiamo pubblicato la notizia, è fatta, l'ok definitivo è arrivato, però in realtà lo stesso Modi aveva detto, il ministro dello sport aveva detto che Sì. i cantieri sarebbero partiti alla fine del 2025, adesso insomma sta iniziando il quarto mese del 26, ma non c'è l'ombra del cantiere, quindi non lo so. Io credo che lo stadio ci sarà prima o poi. Il problema appunto che sarà più poi che prima a questo punto, non lo so, forse non ne scriveremo noi. Speriamo di sì, dai, vince, dai. Ma sei fiducioso? Cioè, la mia domanda è questa, sei fiducioso? Sì, sono fiducioso perché tutte le persone con cui abbiamo a che fare noi sono iper fiduciose. Ha citato l'avvocato Romei che è intervenuto sull'Unione Sarda, ma io non più tardi di 3 mesi fa avevo casualmente incrociato il sindaco Zedda e il presidente Giulini che consumavano un dopo cena in un locale del centro insieme, tant'è che insomma mi sono avvicinato e tra il serio e il faceto, avendoli visti insieme, ho detto allora lo stadio si fa. E tutte e due proprio senza, come dire, mettere in atto nessun meccanismo protettivo, proprio convintissimi, con un mega sorriso, sì, lo stadio si fa, quindi erano loro i primi ad essere convinti, quindi se lo erano loro in quell'occasione, se lo ribadisce l'avvocato Romei, io non ho elementi per non essere ottimista rispetto al fatto che l'opera, insomma, prima o poi sarà realizzata. Certo, con lo storico che abbiamo per le mani, il problema a questo punto è quando sarà realizzata, insomma, quando si riuscirà a trovare una sintesi tra tutte le perplessità piccole e grandi che emergono e poi quando si riuscirà magari, insomma, come dire, a spianare la strada impervia della burocrazia. Ci sta assolutamente. Allora, io vi dico, è ovvio che non voglio assolutamente non calcolare la chat, però è doveroso, ragazzi. Francesco, ci sei sempre, vero? Sì. Sì, sì, Ok, ovviamente è non vedo doveroso. niente, però No, no, certo, certo. Però sto siccome guidando. ci sono tantissimi commenti, è doveroso fare un po' una riflessione di quello che è successo ieri sera, ovvero l'eliminazione da parte dell'Italia per la terza volta non andrà ai E io sono qui mondiali. per questo. Quindi ci sono tantissimi commenti. Fra, inizia da te che sei collegato telefonicamente. Sì, anche perché tra un po' mi devo staccare, quindi Quindi approfittane una adesso. tua riflessione, ecco appunto, sul disastro dell'Italia, perché possiamo parlare solo di questo. La riflessione è molto semplice, cioè sono venuti al pettine per l'ennesima volta tutti i limiti del calcio italiano. È una scuola che secondo me oramai ha necessità di una profonda rivoluzione, perché è una nazionale che va a giocarsi il mondiale con lo stesso approccio, come dire, timoroso che può avere una squadra come il Cagliari che si sta giocando la salvezza in Serie A. Credo che insomma sia un po' lo specchio, ecco, del momento nero del calcio italiano. Perché se io posso capire appunto questo approccio difensivo da una squadra piccola che deve fare di tutto per provare a salvarsi e garantirsi la permanenza nella massima serie, non lo accetto dalla nazionale, non lo accetto dalla squadra che dovrebbe essere in teoria l'espressione migliore del calcio nazionale, del calcio italiano.
Ieri abbiamo visto una figura onestamente barbina. Dico anche che secondo me, senza l'espulsione di Bastoni, l'Italia avrebbe poi agevolmente superato la Bosnia, anche con questo tipo di approccio difensivo, perché secondo me, insomma, in ripartenza si è visto quanto poi la Bosnia soffrisse appunto la Ken per dirne uno, comunque poi anche dopo con Palestra. Sì, E decisamente. il problema è che l'Italia si è rovinata le mani da sola, con tutta una serie di circostanze che fanno pensare, cioè tu alla fine ti sei giocato il tutto con 5 riserve, perché poi alla fine bisogna anche dirle le cose, perché eh, sei arrivato ai rigori, sei arrivato al momento decisivo che in campo avevi 5 riserve in Serie A. Ehm, che ci sta che poi magari non abbiano anche la personalità di reggere una situazione pesante come quella dei rigori e via dicendo. Quindi ehm, si capisce anche la difficoltà quando, cioè adesso tutti chiaramente criticano Bastoni per l'espulsione, però io dico anche, Bastoni è stato messo centrale in una difesa a Centrale 3, in un ruolo che difensivo, che probabilmente non non è faceva suo. dall'Atalanta, dai tempi dell'Atalanta, e quindi è anche normale che poi alla fine i problemi emergano, ecco. Perché? Perché hai pochi giocatori buoni, tutti nella stessa posizione, quindi chiaramente devi farli giocare tutti, e per farli giocare tutti sei costretto a fare le magie, ok? Però la verità è che poi alla fine non ti inventi niente. Io non ho capito, sinceramente, nel momento decisivo, giocare a 5, cioè, boh, non lo so, cioè, ti sei messo nelle mani dell'avversario, un avversario che tecnicamente non era così disdicevole come in tanti esperti ci hanno venduto. La verità è che comunque cioè, l'Italia non ha mai saltato l'uomo, hai messo un centrocampo a 5 con Politano che fa l'ala nel Napoli, cioè è un giocatore offensivo, tu l'hai messo a difendere. Mi chiedo a quel punto se non avesse avuto più senso mettere direttamente Palestra dall'inizio, cioè devi Beh, giocare si a è 5, vista la metti un quinto, differenza, metti appunto. un quinto, non mettere uno che di solito fa il terzo nel tridente, o sia nel tridente, quindi nel 4-3-3, o nel tridente dietro un'unica punta. Quindi, cioè, alla fine sono venute fuori, ripeto, tutti i limiti di un calcio vecchio, di un calcio ormai superato. E ripeto, cioè, in questo maledetto 5-3-2, 3-5-2, chiamatelo come volete, è diventato oramai il marchio di fabbrica di un calcio che, che non ha più senso di esistere, perché si è pensato che con appunto l'equilibrio, la ricerca dell'equilibrio sempre e comunque, si risolvessero tutti i problemi. Ripeto, è un sistema che posso accettare da una squadra che si deve salvare. Lo accetto anche dalla Bosnia, per dire. Ma a sto punto, cioè, ma metti un 4-4-2, se proprio devi essere equilibrato, no? Cioè, ma fai altra roba, cioè prova a fare qualcosa di diverso. Invece tu, ripeto, tutti i limiti sono venuti fuori nel momento decisivo, ecco. Perfetto, perfetto. Vince, tua idea, Sì, un sì. tuo riflessione, insomma, su quello che è successo ieri. Vabbè, sottoscrivendo, insomma, diciamo, l'analisi di Francesco, che posso dire io? Che cioè, dire non me l'aspettavo è troppo. Dire me l'aspettavo è scontato, perché se vai a vedere che segnali avevamo prima, eravamo state eliminate 2 volte, no? Si dice non c'è 2 senza 3. Poi avevamo Turpin, l'arbitro, contro la Macedonia, quindi Vero, c'era identico. stato segnale.
poi si giocava in Bosnia, non lo so, c'erano tanti segnali insomma che potevano scoraggiarsi, però io comunque non avrei mai potuto immaginare insomma che ancora una volta contro la Bosnia l'Italia riusciva a farsi eliminare e non partecipare al mondiale. Alla fine è stato giusto così, perché poi la partita che cosa ci ha detto? Ci ha detto che l'Italia non è stata in grado di superare un avversario inferiore, per quanto in 10 contro 11, ma io ritengo che insomma una nazionale così importante come quella dell'Italia, cioè in 10 contro 11, debba avere ragione in qualche modo della Bosnia. Ci sono delle responsabilità dei singoli, naturalmente, dei singoli calciatori, a livello anche dello staff, insomma, a partire da Gattuso, perché io sono d'accordo insomma che non ha senso far giocare quest'Italia con la linea 3 in difesa, anche perché c'hai tutti i centrali mancini, quindi cioè, qualcuno dovrà rimanere fuori e pazienza, cioè, o non gioca Calafiori o non gioca Bastoni, insomma, però non devi essere costretto per forza a giocare. Oppure vince giochi a 4, oppure Giochi giochi a 4. esatto. È Sì, uno dei due, poi il centrale a 4 e l'altro il terzino. Ma Se è sei costretto a far giocare tutti. è normale che l'Italia ha maggior ragione quando gioca con degli avversari più scarsi di noi. Cioè, è vero che la Bosnia alla fine è sembrata insomma un po' meglio di come ce l'avessero dipinta, però intanto gli abbiamo dato una mano noi a sembrare un po' meglio. E poi erano anche... Cos'era? Siamo dopo. Ci sentiamo dopo, Fra, buon lavoro. Ok, a dopo. grazie. Ciao. Ciao. E quindi insomma la riflessione è che questa eliminazione ce la siamo alla fine meritata, perché abbiamo fatto tantissima confusione sin dall'inizio insomma di questo nuovo miniciclo, però gli errori si sono ripetuti in continuazione. Era stato un errore andare a prendere Spalletti, che è un bravissimo allenatore, però un maestro di calcio, e non puoi insegnare calcio se alleni la nazionale italiana quando tu i giocatori li vedi 4-5 giorni prima di andare in campo nelle partite di eliminazione. È stato un errore anche, come dire, affidarsi a questa suggestione dei campioni del mondo, andando, come dire, ad affidare questa responsabilità a Gattuso, che al di là del fatto che non è un allenatore che ha dimostrato moltissimo in carriera, però poi nel suo lavoro che ha fatto con la nazionale ha dimostrato di avere paura, perché ha fatto giocare questa nazionale insomma con un modulo che non è da nazionale italiana che va ad affrontare l'Irlanda del Nord e la Bosnia, insomma. E quindi che cosa possiamo dire? Che il calcio italiano è in crisi, ma insomma questo ormai non è più un'opinione. No, è un dato di fatto, è un dato di fatto super certificato dai risultati che sono estremamente penalizzanti. Noi siamo arrivati secondi in un girone dietro una Norvegia che ha fatto il vuoto. Insomma, noi abbiamo fatto 2 partite contro la Norvegia ci ha umiliato. Prese a pallinate. Sì, e stiamo parlando della Norvegia, che sicuramente ha il centravanti più forte del mondo, sicuramente ha Odegaard, che è un buon giocatore, che a ritorno nemmeno c'era, però sicuramente ha l'esterno, aiutami, non mi viene il nome, è molto bravo, insomma. Anche a me non viene, però ha diversi comunque giocatori che giocano in Premier, che comunque ha dei giocatori di qualità, di esperienza. È la qualità che va a mancare anche, Vince. Parliamoci chiaramente, nel momento in cui è una nazionale e dove un giocatore che noi conosciamo, perché Palestra, quello che ha fatto ieri Palestra è stato il giocatore più pericoloso, perché comunque ha cambiato un po' quello che non faceva Politano, probabilmente. Il gol di Ken. Ma Politano non poteva farlo, perché cioè, è in questo che magari può rientrare la responsabilità di Gattuso, che poi nella catena di responsabilità sicuramente è quello che ne ha di meno, no? Per gli errori che si sono accumulati negli anni. Però effettivamente, cioè, alla fine hai scelto di giocare con un 3-5-2, e allora cioè, pazienza che Palestra è all'esordio in nazionale, ma quello che deve giocare lì a fare il quinto, l'unico quinto di destra che hai nella rosa dei convocati è Palestra. Cioè,
perché poverino dare questo compito a Politano, che poi tra l'altro, oltre ad essere un giocatore offensivo, è anche mancino. Cioè, cioè, quello che vuole fare Politano nella vita non è andare a farsi tutta la fascia, lui vuole accentrarsi e andare eventualmente a tirare. Esatto. E infatti per crossare tutte le volte doveva rientrare sul sinistro, dei cross decenti non sono mai entrati. Però sì, è ovvio che non è la partita di ieri che ci ha eliminato, ci ha eliminato il fatto che non siamo in grado di esprimere sicuramente dei giocatori di un livello importante come abbiamo fatto in passato e purtroppo diciamo che le poltrone sono occupate in questo momento da soggetti che non sono riusciti, come dire, a cogliere questi segnali d'allarme e a intervenire con coraggio, perché ci vuole un grande coraggio per cambiare le cose per tempo. L'unica cosa che possiamo augurarci è che questa ennesima Caporetto, questa terza Caporetto consecutiva, spinga a un movimento di dimissioni. A un refresh totale, mettiamola così. Perché l'unica speranza che abbiamo noi è che azzeriamo tutto quanto e ripartiamo, perché mi sembra evidente che se dobbiamo ripartire con Gravina presidente federale non abbiamo speranza, insomma, di vedere cose che esatto, di sperare un cambiamento, ma lo stesso, allora ieri ho visto parte, non sono riuscito a vederla tutta, ho visto parte della conferenza stampa post partita, nel momento in cui si dice che Gravina sì, mi rimetto al Consiglio federale presieduto da lui e ho chiesto a Gattuso e Buffon di rimanere, vuol dire che fondamentalmente stai andando a pensare a quello che è il tuo ruolo e non al fatto sportivo, perché nel momento in cui tu hai un fatto sportivo così determinante, perché venivi comunque da 2 esclusioni mondiali, nel momento in cui fai la terza, beh, a quel punto necessariamente in qualsiasi azienda un responsabile che non porta i risultati viene chiaramente avvicendato. C'è poco da fare, sì, funziona così dovunque. Quando fummo eliminati la prima volta, in quel caso i vertici federali insomma si dimisero. Gravina Beh, la prima esclusione Tavecchio, ricordiamolo. Quindi. Sì, si dimise appunto. Certo. Ma dico, Gravina non ha fatto il passo delle dimissioni quando siamo stati eliminati la volta precedente. Quindi, sì, con la Macedonia del Nord. Esatto, ma dico, cioè, era questa la volta in cui tu ti giocavi la faccia. Cioè, la faccia Gravina l'ha persa, perché posso capire magari dopo la prima volta tu dici no, io ci voglio riprovare, vi faccio vedere che invece... Ma la faccia l'ha persa Gravina, quindi è molto grave se Gravina non si dimette di sua spontanea volontà. È una cosa di una gravità estrema sotto il profilo insomma, del governo del calcio, della credibilità del sistema. Come possiamo noi accettare di proseguire insomma, diciamo, a sviluppare il nostro sistema calcio sotto una governance come questa, che è una governance sfiduciata, una governance abusiva e una governance alla fine dei conti incapace, perché in questa governance noi per 2 volte consecutive non siamo arrivati ai mondiali. Sono assolutamente d'accordo. Chiudiamo un po' il discorso nazionale, passiamo un po' al Cagliari ovviamente, perché stasera ci sarà l'allenamento a porte aperte. Ieri il Cagliari ha ripreso gli allenamenti, c'è ancora Borrelli in differenziato, Pavoletti per un sovraccarico al ginocchio, Belotti parzialmente in gruppo, ma è ovvio Vince che queste 2 settimane, al di là dei nazionali, tra l'altro, altra nota, ieri Kiliksoy è espulso nella sfida della Turchia con l'Under 21 dopo 35 minuti, insomma una situazione un po' così, però è ovvio che la parità di sabato, prima dello scontro diretto con la Cremonese, ha una valenza importantissima, soprattutto a livello mentale, perché andare comunque a fare i punti nella sfida contro il Sassuolo aiuterebbe sicuramente a affrontare meglio la Cremonese. È ovvio che la parità di Sassuolo, di Reggio Emilia meglio, al Mapei Stadium ha una vitale importanza per il cammino del Cagliari, visto anche il rendimento nelle ultime 7 partite, l'ultima squadra
con appena 2 punti. Eh sì, è un campionato questo del Cagliari, insomma, non dico a due facce, ma 3, 4, perché Sono d'accordo. cambia spesso, insomma, il modo in cui analizziamo l'andamento della squadra, che comunque, tutto sommato, sotto il profilo del gioco è riuscita ad essere convincente, insomma, nella stragrande maggioranza delle sue uscite. È chiaro che poi sono i risultati quelli che orientano quello che è il tuo giudizio, e i risultati di queste ultime 7 partite ci hanno fatto ritornare ad una dimensione che ben conosciamo, insomma, che insomma il destino del Cagliari è quello di cercare la salvezza fino alle ultimissime giornate, dopo esserci illusi che magari in questa stagione saremmo riusciti a cavarcela un po' prima. E la partita contro il Sassuolo è molto importante, lo è perché si viene da un ciclo di 2 punti in 7 partite, quindi un altro 0 peserebbe moltissimo proprio sullo spirito, insomma, dei giocatori, e su come andrebbero ad affrontare una partita decisiva che è quella contro la Cremonese. Quindi è veramente molto complicato, insomma, questa trasferta per Pisacane e i suoi uomini. È complicata per il mister prepararla, perché si arriva, insomma, dalla pausa. Il Cagliari non ha moltissimi nazionali, però i nazionali ce li ha, e quindi comunque poi tra l'altro, insomma, sono anche giocatori importanti, insomma, nell'economia della squadra. Diciamo, Palestra sotto il profilo fisico non ha speso tantissimo, credo che non credo L'abbiamo che... vista anche in forma ieri, Vince, che Sì, dici? poi credo che anche sotto il profilo psicologico, essendo nuovo nel gruppo, magari, insomma, non abbia un Lo sente contraccolpo meno, importante, certo. sì, come magari qualcun altro che invece, insomma, che ne so, un Tonali, un Barella, insomma, loro che, cioè, Che diciamo, un altro mondiale che non sono riusciti a no, fare, tra l'altro. sono questi, diciamo, giocatori importantissimi nella loro generazione, non hanno mai fatto i mondiali e forse non li faranno mai a questo punto, mentre invece magari un Palestra può essere contento che ha fatto queste 2 partite nazionali, è stato quasi il migliore, se non addirittura il migliore, quindi magari arriva un pochettino ritemprato, magari per qualcun altro che ha fatto trasferte più lunghe, per quelle cose non sono andate bene, tu hai citato Clixoy, ma magari anche Obert, magari il discorso può essere diverso. Il fatto sta che per Pisacane sarà complicato, insomma, avere così pochi giorni per preparare una partita così importante con giocatori che comunque non ha visto, con qualche giocatore che non ha visto, insomma, nell'ultimissimo periodo. Dall'altra parte, insomma, il Sassuolo potrebbe avere qualche problema simile in merito, insomma, alla preparazione della partita, però è una squadra che sta sicuramente bene, insomma, quest'anno il Sassuolo stiamo parlando di una neopromossa, magari noi ci dimentichiamo. Esatto, bravo. Ci Esatto, dimentichiamo che dicevo non è proprio promossa quello. perché il Sassuolo è stato 10 anni consecutivi in Serie A e tutto sommato non ha mai rischiato di retrocedere, tranne il primo anno e l'ultimo, quando è retrocesso. Il primo anno non In quel retrocesse. famoso Sassuolo Cagliari dove ci fu i gol di Prati e la Padula, la prima salvezza del Cagliari Ranieri. Esatto, Quindi esatto. proprio in Noi quel giorno condanniamo il Cagliari si salvò e il Sassuolo e retrocedette in Serie B. condanniamo il Sassuolo, sì, che poi fu una stagione maledetta per il Sassuolo, quello, perché in realtà, se vai a vedere, quella squadra non era così diversa da quella di oggi, però alle volte, insomma, le stagioni si arrotolano in maniera così negativa, tanto da poi portare ad una retrocessione, una squadra che sulla carta effettivamente non lo meritava. Oggi però il Sassuolo è una squadra, mentre quella è una squadra che perdeva qualsiasi partita, ti ricordi quel Sassuolo? Cioè, perdeva con avversari inferiori ma senza motivo, questa squadra invece non perde fondamentalmente, quindi è una partita veramente veramente tosta, ed è una partita veramente importante, perché poi ci porterà ad una partita cruciale, una partita che non solo il Cagliari non dovrà perdere, ma che dovrà assolutamente vincere,
per non poi, come dire, affidarsi veramente all'incrocio dei risultati in futuro, dei risultati delle rivali. Dal punto di vista dei giocatori, noi abbiamo sicuramente questo problema, abbiamo scoperto di avere un problema in attacco, perché poi in una fase un po' centrale della stagione, quando Clixoy aveva trovato questi 4 gol, pensavamo insomma che saremmo riusciti, no, a compensare con l'emersione di questo giovane talento turco all'infortunio gravissimo del titolare ad inizio campionato Belotti, e poi anche insomma questa figura non pienamente matura di Borrelli, che poi nel frattempo anche lui ha avuto un infortunio più lungo del previsto, perché non sì, oltre un mese. E tra l'altro è ancora indifferenziato, vediamo oggi se magari farà parzialmente in gruppo, perché è ovvio che in una situazione del genere, Vince, c'è bisogno di tutta la rosa. C'è bisogno di tutta la rosa, ma c'è bisogno soprattutto di attaccanti, perché esatto. mi sembra che poi queste 7 partite ci hanno 3 detto gol. questo. Sì, che il Cagliari in realtà, cioè, non è stato brutto, però non riesce più a fare gol. Beh, Pisa e Lecce vince, insomma. Sì. No, beh, al netto di queste due uscite gravissime, però là veramente c'è da fare proprio da psicanalizzare la squadra, perché insomma sono due partite che non dovevi sbagliare, perché si potevano sbagliare tutte le altre partite tranquillamente, bastava fare giuste queste 2 partite qua e noi saremo molto più tranquilli. Ha voglia, sarebbe un altro campionato, è diverso, è chiaramente, però là evidentemente insomma c'è un qualcosa insomma che ancora una maturità, una forza che manca alla squadra, che ha questa capacità magari di quando si trova davanti a squadre più forti, ha questa capacità di sfidarsi e quindi mettere in campo insomma una prestazione assolutamente adeguata al livello. Stai facendo un campionato di Serie A, quindi riesci a mettere una prestazione adeguata, mentre invece quando tu sei lì e sei costretto a vincere, tra virgolette, no? Perché sei tu che devi vincere quella partita, vuoi perché c'hai il Lecce in casa e allora devi vincere perché sei in casa, vuoi perché stai andando a Pisa contro gli ultimi in classifica che hanno vinto una partita in tutto il campionato, e tra l'altro quando sono in casa non imbroccano, esatto. non segnavano mai in casa. Quindi quando sei invece in questa situazione che sei tu che sai che sei più forte, sei ritenuto più forte, lo devi dimostrare, qui invece vai in confusione e non riesci a performare. Però appunto al netto insomma giustamente di queste 2 partite, però tutto sommato il problema è sembrato essere proprio questo, che ci siamo nuovamente accorti di una cosa che avevamo pensato subito dopo l'infortunio di Belotti, che abbiamo problemi in attacco, abbiamo problemi a fare gol. Bisogna vedere se si riuscirà insomma, a perlomeno insomma, nelle prossime 2 partite, in attesa che magari Belotti veramente riesca a tornare con tanta fame più che con tanta condizione fisica, se riusciremo insomma a trovare quel gol che riesca insomma a darci la possibilità di non avere di non accumulare un altro 0. Speriamo bene. Vince, io ti saluto, ti ringrazio ovviamente per le tue varie disamine, perché oggi i temi sono tanti, è una giornata assolutamente importante. Ci vedremo sicuramente, magari ci sei stasera all'allenamento? No, io stasera non ci sono perché sono ancora in ferie. Ho sfruttato questa pausa nazionale per smaltire un po' di ferie. Quindi torno operativo domani. Ok, quindi allora ci vedremo nella conferenza. Sì, ci vediamo domani. Assolutamente. Va bene. Un abbraccio grande. Ciao Vince. Saluto, buona giornata. Grazie. Ciao. E ringraziamo tanto Vincenzo Di Monte, TGR Rai Sardegna. Andiamo adesso con il secondo ospite, un amico ormai di Buongiorno 131, lo facciamo entrare. Eccoci qua. Nico, buongiorno, bentrovato. Non vi sento, ragazzi.
E non Come so non ci... perché ti sto dando dei ragazzi, visto che ci sei solo tu, Luca, però ragazzo, non ti sento, ecco. Aspetta, aspetta un attimo, Però ho perché non mi sentito senti? avidamente le parole di Vincenzo, se può Ah, non consolarti. senti me, non senti Non me. sento te. Ok. Riproviamo. Vediamo un attimino che chiaramente StreamYard ci fa sempre questi giochetti. Allora, possibilità di vedere Belotti convocato? No, secondo me col Sassuolo no. Forse, e ripeto, forse con la Cremonese. È ancora troppo presto. Non bisogna forzare i tempi, ragazzi, c'è poco da fare. Vediamo un po'. Ora? Ora mi senti? Perfetto, il Vedi. vecchio spegni e riaccendi non Sì, tradisce esatto, mai. con StreamYard ovviamente è così. Nico, ovviamente ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, ormai sei un abitué di Buongiorno 131. Oggi ci sono tre temi fondamentalmente, devi decidere tu da dove vuoi iniziare. Tema stadio, dove Francesca adesso è in comune, ci sarà questo primo incontro mattutino con presenti Cagliari, delegato UEFA, Lega Serie A, sindaco, che ci sarà poi stasera il dibattito in consiglio comunale, ovviamente sulla questione stadio, questione Italia, perché ahimè bisogna parlare anche di questo, della terza eliminazione consecutiva, della terza esclusione consecutiva dai mondiali e poi ovviamente di Cagliari, perché è ovvio che il piatto principale è sicuramente il Cagliari in campo che giocherà sabato alle 15, ripresa del campionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia. A te la Ma scelta su quale argomento vuoi partire. Ti lascio questa... diciamo che ormai sono l'uomo dei disastri, perché le ultime due volte che sono venuto a trovarvi era post Lecce e E post post Pisa. Pisa. Oggi che siamo Però post questa volta Bosnia, il bello è che ti ho invitato e ho detto guarda, non c'è stato campionato, non ragionando minimamente su Bosnia-Italia di ieri sera. Non ci avevo minimamente esatto, ragionato. Allora esatto, ma iniziamo dall'Italia, dai, togliamoci iniziamo il dal dente, disastro, dai. Togliamoci togliamoci il il dente e disastro. partiamo dal Ridiamo disastro. per non piangere, si può dire. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Cosa bisogna fare? Questo è. Vogliamo vedere come dire, non il bicchiere mezzo pieno, ma raccontarci il fatto che la qualificazione della Bosnia è una specie di favola, la squadra sfavorita che in uno stadio da torneo amatori fa fuori una squadra che ha vinto 4 volte il titolo mondiale. Vogliamo raccontarcela così o vogliamo partire dalla distopia di Gravina e Gattuso, che forse erano convinti che giocassimo con la maglia blu ieri, perché hanno raccontato di una squadra indomita e Davvero. coraggiosa e col coltello tra i Hai denti. seguito la conferenza? L'hai seguita tutta quella post? No, 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 Io ho mi sono seguito solo i limitato a... primi sei minuti, ero un po' in ritardo e poi stavo sentendo talmente tante fandonie che ho detto vabbè ragazzi, Era davvero ah, troppo, era davvero un po' ah, troppo. dai. Per Ok cui tutto, ma questo è troppo, dai. sì, sì, bastava no, fare mea culpa come in parte è stato Certo. fatto e dire ragazzi, in bocca al lupo a chi verrà dopo di noi, sostanzialmente. Sulla partita di ieri, eh, sulla mancanza di coraggio, di carisma, probabilmente è stato già detto tutto, anche sulle scelte, sai, al netto di una formazione iniziale che poteva essere più brillante, anche Più gli offensiva interpreti. magari. Certo, anche gli interpreti, non si capisce perché alcuni giocatori della nazionale, quelli più forti, quelli più brillanti, una volta che indossano la maglia azzurra o bianca, come nel caso di ieri sera, con la stupenda, oltretutto, casacca bianca vintage disegnata da Adidas, non si capisce perché quando indossano quella maglia a un certo punto perdono l'aura che hanno non solo in Serie A, che da molti ormai è considerato un campionato minore, ma anche quando fanno le coppe, no? A livello europeo con le squadre di club sono giocatori capaci di fare la differenza. Con la maglia dell'Italia la differenza non la fanno, quindi c'è un problema di fragilità mentale evidente che ieri è venuto fuori in tutta la sua prepotenza alla prima difficoltà, perché dopo quel cartellino rosso la squadra ha smesso di giocare a calcio sostanzialmente ed è stata messa alle corde per tutto il tempo restante. Dopodiché gli arbitri, il campo,
sono alibi che per fortuna mi sembra nessuno ha cercato in maniera esplicita. Beh, Resta l'amaro in vorrei bocca, vedere. resta l'amaro in bocca di una qualificazione che era totalmente alla portata, perché se la Norvegia di questo ultimo anno e mezzo era quasi ingiocabile, cosa che io non credo, però immaginiamo che sia la miglior Norvegia della storia della Norvegia, e va bene, ci sta a arrivarci dietro, la partita di ieri ci dice qualcos'altro, ecco. E già comunque la parità con l'Irlanda del Nord non è che fosse stata galattica da questo punto di Capisci? Sì. vista, però quello che... perché ok, la partita in sé, magari sono stati sbagliati gli interpreti, magari è stato utilizzato un modulo che realmente ha anche un po', posso dirlo, rotto le scatole, perché comunque, parliamoci chiaramente Nico, noi ci siamo innamorati del calcio perché comunque ti divertivi a vedere una partita di calcio, ti diverti quando vedi i gol, poi ci possono stare gli errori difensivi, ma a vedere realmente l'Italia, che comunque è una nazionale che ha vinto 4 mondiali, questo lo possiamo dire. L'Italia ha avuto sempre una tradizione calcistica importante, vedere soccombere di fronte a tutto il rispetto, e ci mancherebbe, però stai nettamente abbassando tutte le armi possibili e immaginabili contro la Bosnia, che sta giocando la vita. E mi chiedo perché l'Italia non si poteva giocare la vita, perché dopo 2 esclusioni mondiali mi pare... ma, cioè, noi per il lavoro che facciamo abbiamo, tra virgolette, molti meno input per farlo al meglio. Loro, che comunque sono dei giocatori che fanno il miglior lavoro del mondo, perché giocano a pallone, ampiamente pagati, in nazionale, una certa valenza, non si capisce il motivo per cui, poi mi fa ridere, partita eroica da parte dei ragazzi, hanno dato tutto, ma realmente? Cioè questo? Perché allora c'è da preoccuparsi seriamente. Perché io vado a ragionare come l'ennesima partita sbagliata. Perché se questo è il massimo, allora non serve un reset. Serve il reset del reset del reset. E in primis mi aspetto, nel momento perché l'hanno fatto altri in passato, mi viene da pensare Prandelli, ad esempio, dimissioni. Perché come dicevo anche a Vincenzo, in un'azienda un manager se non porta dei risultati viene tolto, giusto? È Ah, normale. Devi avere degli obiettivi, devi avere dei risultati. E invece cosa fai? Ah, vai a cercare alibi, vediamo, poi vediamo. Non bastano 3 esclusioni consecutive. 2 di questa giunta, mettiamola così. Io rimango basito e ringrazio tanto Rita per la donazione. Grazie mille Rita, veramente, grazie davvero. Cioè, io rimango basito da questo, Nico. non dimentichiamoci che Gravina è un presidente federale che non riesce a trovare 3 giorni per permettere alla nazionale di fare uno stage, ma deporta 4 squadre per una settimana in Medio Oriente per disputare la Final Four di Coppa Italia. Incredibile. Capisci che evidentemente la nazionale non è al centro del progetto della federazione, ma sono interessi diversi che stanno guidando il nostro calcio in questi anni. Non penso nemmeno che sia una questione di quanti giocatori italiani giocano in Serie A, perché sarei curioso, non ho dati alla mano, però sarei curioso di capire quanti giocatori tedeschi giocano stabilmente in Bundesliga, quanti inglesi in Premier e via dicendo per Francia e Spagna, perché credo che il calcio si assomigli un po' dappertutto nei suoi livelli più alti, poi evidentemente con differenze di qualità e di interpreti notevoli tra un campionato e l'altro, ma non penso che le differenze siano così tante. Idem, francamente, per quello che diceva il CT, io non sono mai un fan non sono giacobino in questo senso, ecco, non mi interessa vedere le teste rotolare, però ehm, mi interessa capire chi fa dei discorsi seri, ecco, rispetto alla responsabilità, al ruolo, alla prosecuzione. Ecco, Gattuso in questo è stato onesto almeno nel dire che
E devo dire che gli credo, per la sua storia anche di allenatore parla per lui, nel dire che il suo futuro è la cosa che gli interessa di meno in questo momento. Poteva forse spingere un filo in più e decidere per sé, ecco, quale sarebbe stato il suo futuro. Sono d'accordo, sono d'accordo. Chiudiamo il capitolo nazionale, mi pare che tanto ne Sì, abbiamo dopodiché parlato Luca, per chiudere ampiamente. davvero su questo tema, quello che dicevi tu è sacrosanto. Era una partita della vita per entrambe le squadre e diceva bene Gattuso alla vigilia che un calciatore sogna di avere l'opportunità di disputare queste partite da dentro e fuori. Certo. La Bosnia l'ha interpretata come la partita della vita, l'Italia l'ha interpretata in una maniera deludente, proprio sotto l'aspetto dell'approccio mentale. È una partita che è iniziata benino, perché il gol di Ken ha legittimato anche un approccio in qualche modo aggressivo, no? Il gol nasce su una pressione alta che induce all'errore del portiere, Il portiere. dopodiché arriva il gol di Ken, ma le buone intenzioni si sono davvero sbriciolate alla prima sbandata, cioè al rosso di bastoni. È tanto tempo che non vedevo una squadra ridotta in 10 non capirci niente in questo Soccombere. modo. E poi sbagliare Dopodiché, magari anche delle occasioni dove se stai un po' certo, più attento, le occasioni comunque l'Italia le ha avute, attenzione. dopodiché Ken fa il Però 2-0 e oggi ci stiamo raccontando un'altra cosa e invece non è certo. successo. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, questo, insomma, ovviamente, Nico, saremo spettatori di tutto questo, quindi non ci resta che parlarne, ma il commento rimane fine a se stesso, ma mi pare doveroso parlarne. Andiamo un po' al capitolo Cagliari in generale. Andiamo sul discorso stadio, perché anche qui c'è una situazione, insomma, che si sta portando avanti negli anni, ormai un decennio, possiamo dire. C'è l'ultimo step che però, insomma, ha visto nelle ultime 2 settimane, prima con l'intervento dell'assessore Macciotta, poi con l'intervento in conferenza stampa da parte dell'avvocato Farris, un discorso relativo anche al canone concessorio. Insomma, per farla breve, oggi c'è un doppio incontro stamattina dove c'è anche comunque il delegato UEFA Uva con Giulini, ovviamente l'avvocato Romei, Fiori, Melis e insomma con anche il sindaco Zedda, con l'avvocato ovviamente l'assessore Macciotta e stasera poi ci sarà il dibattito in consiglio comunale. Insomma, oggi dovrebbe essere, non ci sarà il voto, ci sarà il dibattito, però dovrebbe essere la giornata più importante di tutto questo iter negli ultimi 10 anni. Insomma, quali sono le aspettative, Nico, da parte tua? Le aspettative sono che un'intesa si trova al 100%, perché non si può non trovare ora. E le sensazioni sono che quest'ultimo mese e mezzo in cui abbiamo registrato degli attriti, no? Tra amministrazione e società, fosse l'ultima mano di poker per cercare il più possibile, da una parte e dall'altra, di tirare l'acqua al proprio mulino. Il comune che ha messo dei paletti sulle questioni che ricordavi tu, il Cagliari che qualche rospo ha dovuto ingoiarlo e che ha provato a rilanciare rispetto alle cose che invece interessano maggiormente la società di Giulini, ma siamo arrivati a un momento in cui non è più possibile rimandare. E devo dire che a prescindere dal fatto che si disputeranno o meno, che si disputino o meno gli europei in città tra qualche anno, la scadenza UEFA, ecco, questa tagliola diventa fondamentale proprio in quanto tale, in quanto scadenza. Non è più procrastinabile questo rimpallo di responsabilità. Quindi questa mi sembra davvero l'ultima mano di poker di una partita che è vero, ha visto la società e l'amministrazione remare dalla stessa parte, ma alla fine in una partita, no? Per un momento bisogna essere anche avversari. Ecco, questo mi è sembrato quel momento. Dopodiché, leggevo anche le parole dell'avvocato Romei questa mattina sull'Unione Sarda, mi sembra di capire che si vada verso
un accordo abbastanza chiaro e leggibile rispetto anche al canone che sembrava l'ultimo scoglio, no? L'ultimo punto di distanza tra le due parti in cui si andrà in crescendo, perché i primi anni ovviamente saranno quelli dei lavori, quindi saranno quelli di ricavo zero. Una volta sistemata anche questa faccenda, direi che non dobbiamo aspettarci più grosse sorprese, se non la durata del cantiere, ecco, mi verrebbe da dire, visto che in questi anni la città ci ha abituato a lunghe attese, ma qui in larga parte sarà affidato ai privati, che sappiamo generalmente avere un altro ritmo. Beh, doverosa anche perché nel momento in cui il Cagliari potrebbe essere una delle città papabili a ospitare delle partite di Euro 2032, è ovvio che i tempi devono essere necessariamente più veloci. Insomma, ti vedo fiducioso, quindi anche Francesco era fiducioso, anche Vincenzo era fiducioso, quindi siamo un po' tutti fiduciosi. Speriamo che poi ci sia effettivamente questa soluzione, perché comunque Non sarebbe se lo può permettere nessuno, secondo me, Luca, adesso di all'ultimo fare un step. autogol. Nessuno. Chi è che si prende anche la responsabilità di dire io sono stato quello che non ha voluto lo stadio a Cagliari in una Certo. situazione del genere? Perché comunque se andiamo a ragionare, per me è altrettanto scandaloso vedere ancora il Santeria lì. Io tuttora i colleghi quando vengono da altre città, se non è la prima, la seconda domanda, ma lo stadio? Lasciato così proprio in balia di se stesso e non è nemmeno rispettoso per quello che comunque è anche valso il Sant'Elia, insomma, che è stato uno degli stadi dei mondiali 90, ricordiamolo, quindi comunque uno del Cagliari era già stata sede di una competizione così importante, e anche perdere questa opportunità, possiamo dire, Nico, che sarebbe un buco nell'acqua, eh. Sì, sarebbe un buco nell'acqua, ma sarebbe anche un grande autogol per tutti, per la società che ci sta lavorando da tanto tempo, per la popolarità del presidente Giulini, per la giunta comunale che si dovrebbe ripresentare alle prossime elezioni con la zavorra di un eventuale fallimento su uno dei temi cruciali e di più largo interesse presso la popolazione e quindi gli elettori. Ed è davvero, ripeto, una cosa che non conviene a nessuno. Dopodiché, Luca, mi interessa tirarti dentro un altro ragionamento. Quanto, e lo sentiamo dire da decenni, no? Quanto gli stadi contano davvero nelle economie di una squadra? Gli stadi di proprietà in Italia sono pochini. Eh, Se possiamo immaginarci che lo Juventus Stadium abbia fatto la differenza qualche anno fa, adesso sembrerebbe farla meno. L'Udinese mi sembra aver mantenuto lo status che aveva prima dei lavori di ristrutturazione del Friuli. Um, per cui Bergamo, davvero Atalanta, l'Atalanta, però, certo, che però ugualmente allora sono ha, d'accordo sul discorso che tu fai, però nella è- situazione di Cagliari anche uno stadio, insomma, che doveva essere, La insomma, metto giù a meglio, la breve metto giù meglio. periodo. È chiaro che il Cagliari ha bisogno di una situazione più dignitosa perché lo Beh, meritano i tifosi, ma lo merita più in generale la città, la avere un città, centro che sia certo. anche polifunzionale, che magari sia in grado di Esatto. ospitare eventi diversi. Modernità, mettiamola, ok. Esatto, ma dentro il cuoricino ultra che alberga in alcuni di noi, secondo me c'è anche il segreto timore che alla fine il rinnovamento degli stadi sia anche un modo per ripulire la clientela, cioè per Ah, guardare a beh, un nuovo certo. tipo di fruizione del calcio che ha Di meno a che fare con la spettatore, il classico passione e con spettatore. l'attaccamento, ma Sì, che sì. non sia neanche tanto no, rivolto a uno spettatore quanto proprio a un cliente. Ecco, non voglio essere pasoliniano, no? Quando diceva Sì, sono una sì. forza del passato, non voglio passare per razionario, ma il mio segreto timore è che il calcio, anche attraverso queste vie, finisca per trasformarsi in qualcos'altro e finisca per perdere quelli che in realtà lo sostengono di anno in anno facendosi gli abbonamenti in curva o alle O andando a piattaforme per vedere le vedere le partite. partite. O andando a seguire la squadra in trasferta, che comunque Esatto, per uno, esatto, esatto. per un tifoso che abita in Sardegna, insomma, non è mai banale.
E infatti abbiamo visto diverse situazioni, per ultima anche la trasferta di Pisa, dove comunque tanti tifosi comunque avevano sostenuto dei costi e alla fine non gli è stato permesso. Poi qualcuno è partito comunque, però io sono d'accordo su questo tuo punto di vista, perché ovviamente la modernizzazione implica anche un cambiamento da parte del tifoso che viene quasi visto, anzi verrà poi visto come cliente. E quindi questo è un po' il passaggio, però il pensiero è che comunque la parte dura e pura, come si suol dire, del calcio, al di là di tutto quello che si può dire, perché ci sono stati tanti errori, però la componente tifosa, la componente del cuore non puoi andarla a ridurre al cliente, cioè il tifoso, la figura del tifoso deve comunque rimanere. Poi uno può anche diventare cliente, però poi ci sta come punto di vista, eh. Il, Sì, eh, sì, il l'unico rovescio della auspicio che medaglia posso fare. è quello il rovescio della medaglia, Sì, sì, assolutamente. poi dopodiché è chiaro che viviamo una società in cui o si accettano le contraddizioni o ci si sente scomodi a 360 gradi. Dopodiché non posso che augurarmi che il nuovo stadio, se sarà, quando sarà, possa essere uno stadio che conservi un'anima, ecco, in qualche Certo, modo. certo, assolutamente. E in questo Doveroso anche le direi. architetture possono essere decisive, perché sappiamo bene che il modo di pensare gli spazi influisce grandemente sul modo di fruirli, ecco. Assolutamente d'accordo. Nel senso che rimane comunque, ricordiamo sempre una partita di calcio e non un evento a teatro o un film al cinema. Ok? Questa è un po' la differenza dello spettacolo. Ok? È ovvio che Eh ci deve sì, essere la cosa componente alla quale invece diretta. sono molto abituati negli Stati Uniti, no? Dove Certo, beh, lì è uno l'intrattenimento e lo show sport, addirittura. Esatto. Nel esatto, frattempo c'è anche la l'intrattenimento e lo partita. sport non hanno sostanziali differenze, ecco. Eh sì, il rischio c'è, Nico, è inutile negarlo da questo punto di vista. La spettacolarizzazione dell'evento, insomma, l'abbiamo visto negli anni come è cambiato, però il core deve essere sempre l'evento, la partita, perché altrimenti... Però penso che qui sia un po' più difficile, perché qui c'è proprio una cultura radicata, dico in Italia, attenzione, parlo in generale. La cultura italiana da questo punto di vista è ancora abbastanza retro e quindi è un po' più difficile da cambiare. Ok, quindi la speranza, ecco, innanzitutto che si faccia allo stadio, poi chiaramente ci Esatto. saranno pregi e difetti di ogni cosa. Andiamo poi all'ultimo evento, all'ultimo tema fondamentalmente, Nico, che è appunto il Cagliari, perché comunque sabato ritornerà il campionato, sabato alle ore 15 all'Unipol Domus. Insomma, il Cagliari che cosa deve fare? Che cosa deve fare? Ecco, faccio un'altra domanda. Cosa dovrebbe fare secondo te Pisacane? Per comunque Oh, wow. rianimare il Cagliari, perché c'è questa situazione. Cioè, quale secondo te dovrebbe essere la funzione dell'allenatore in questi casi? Beh, abbiamo visto in questi giorni nuovamente Pisacane in versione guru, no? Sì, Nelle sì, interviste che ha rilasciato d'accordo. a Cronache di Spogliatoio. Devo dire che la sua figura io la sto trovando molto affascinante, proprio nella sua dimensione di studioso, ecco. Mi sembra una persona molto attenta, molto curiosa e molto capace di leggere le situazioni e le sfide che questo nuovo ruolo comportano. Dopodiché, ovviamente, non ho idea di cosa debba fare per affrontare la trasferta di domenica a Sassuolo, di sabato a Sassuolo, altrimenti probabilmente sarei un suo consulente. Mi viene però da pensare alla partita d'andata, in cui di base il Sassuolo è sembrato l'Arsenal. Ed è stata una delle poche volte che ho visto il Cagliari così in balia degli avversari, al netto delle partite che proprio non abbiamo giocato. Quindi mi viene da pensare che il Sassuolo in trasferta possa essere uno dei clienti peggiori che il Cagliari potesse trovare da affrontare così a freddo dopo la sosta. Sarà fondamentale, in tutta evidenza, capire se qualcuno dei rientranti
che abbiamo visto già nelle ultime 2 uscite prima della sosta, ha recuperato uno stato di forma che consenta non solo di essere a disposizione, perché questa è la grande differenza tra essere a disposizione e essere realmente competitivi. Questo secondo me sarà un discrimine fondamentale, ritrovare un po' di senatori, un po' di giocatori che hanno qualche campionato sulle spalle di Serie A in più rispetto agli altri, che in questo mini campionato che inizia questa settimana siano in grado, no, di reggere anche le pressioni che un colpo di coda così intenso logicamente presenteranno. Ecco, mi sembra sostanzialmente un po' questo il discorso che da domenica in poi andrà sviluppandosi. Il tempo degli alibi è finito, il tempo degli infortuni che hanno pregiudicato quel tesoretto messo da parte a gennaio non può più essere preso in considerazione. Adesso bisogna cominciare a giocare e fare il risultato anche là dove non te lo aspetti, perché il calendario del Cagliari oltretutto è spietato, la È salvezza vero. a questo punto va meritata. Io credo che sino a oggi Cagliari abbia meritato di salvarsi, tant'è vero che non è mai stato coinvolto, no, in maniera burrascosa nelle ultime 3 posizioni, tanto è vero che ha ancora un margine, seppur minimo, ma sicuro sulla terzultima. Ecco, da qui alla fine del campionato bisogna ulteriormente meritarselo. Inizia un altro mini torneo in cui sostanzialmente secondo me si azzera tutto e bisogna zappare la salvezza sostanzialmente da capo. Ok, e sul discorso invece, perché ce lo chiedeva anche la chat, Belotti, nel senso che si è rivisto parzialmente in gruppo, arriva da un bruttissimo infortunio, sappiamo com'è, era entrato nel Cagliari, decisivo comunque nella sfida contro il Lecce, ti aspetti comunque che possa essere in qualche maniera forzato un suo rientro, nel senso che chiaramente lui deve star bene. Detto questo, mentre si parlava in generale, ma Belotti magari lo vedrà a fine campionato, bisognerà capire se sarà il caso di rischiarlo, c'è il discorso del rinnovo, però allo stato attuale, visto anche la difficoltà da parte del Cagliari a livello offensivo, è ovvio che un giocatore come Belotti diventa non dico importante, perché questo non ci sono dubbi, ma forse anche necessario. Sono d'accordo Luca, sono d'accordo. Probabilmente forzare si dovrà. Stiamo pur sempre parlando di un giocatore che ha scollinato i 30 e che è reduce da il peggiore infortunio possibile Sì, per quanto per un riguarda la calciatore carriera sì. di un calciatore. E quindi torno a quello che dicevo prima, la enorme differenza tra essere a disposizione e essere competitivo. Belotti ha anche un'aura però diversa rispetto a un calciatore qualsiasi, e quindi la sua presenza in campo è un segnale per i compagni che hanno un riferimento forte davanti. Lo abbiamo visto, ed è stato l'enorme, grande rammarico di inizio campionato averlo perso così presto. Abbiamo visto quanto fosse capace di essere un riferimento per i compagni e un tema per gli avversari, perché tu vai a affrontare il Cagliari, una squadra che è abituata a zapparsi la salvezza sino all'ultima giornata di campionato, ormai negli ultimi 10 anni in più, e improvvisamente ti trovi uno che ha vinto un campionato europeo giocando da titolare e facendo gol, uno che ha non so quanti gol in Serie A. Attento, ci devi stare attento, no? Magari raddoppi la marcatura, magari lasci solo il suo compagno di reparto. eh, Sono dinamiche mentali che in un finale di stagione finiscono per essere decisive, quindi sono d'accordo con quello che dici. Non vedo troppe alternative rispetto all'ipotesi di forzare un minimo la tabella di marcia. È fondamentale, credo che sia anche il recupero di Borrelli, che ovviamente ha un'aura inferiore perché dal punto di vista anagrafico di curriculum stiamo parlando di un altro giocatore, ma stiamo parlando di un giocatore che quest'anno ha le prime sostanzialmente esperienze in Serie A con una certa continuità, ha dato modo di essere affidabile, di essere un giocatore per caratteristiche Anche dannatamente diverso utile, rispetto anche agli altri attaccanti. Mi ricordo fa anche dannatamente un lavoro utile, diverso. capace sinché era in salute, mi sembra di ricordare che fosse uno dei giocatori del campionato con più duelli vinti, forse Sì, addirittura il sì, 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 primo. assolutamente.
duelli vinti e Eh, anche falli in attacco, perché comunque il primo a pressare il difensore che porta palla è stato anche uno di quelli che ha fatto comunque più falli. È un attaccante assolutamente diverso rispetto a Belotti, rispetto a Chilixoi, rispetto ad Esposito, allo stesso Pavoletti. In chiusura vado un po' sul discorso generale perché sarà importante, come abbiamo detto, non solo Belotti, ma anche il recupero completo da parte di chi ha un po' più esperienza rispetto agli altri. Parliamo di Gaetano, parliamo di Folorunso, parliamo di Mazzitelli, De parliamo dello Iola. stesso Esposito, De Iola, ovviamente Mina. Comunque un mix tra giocatori di esperienza e giocatori giovani che comunque sono importanti, però sai, in una situazione che parliamoci chiaramente, non ti sei mai ritrovato così in tutto il campionato, perché ormai mancano 8 partite e a più 3, insomma, forse era capitato in qualche situazione, ma mancava ancora tutto il campionato. Nelle ultime 8 e vedendo anche un po' l'andamento del Cagliari nelle ultime settimane, ci deve essere proprio uno switch completo a livello mentale. Esatto, e qui torniamo alla prima domanda che mi hai fatto: cosa deve fare Pisacane? Questo Esatto, per suo, chiudere proprio il cerchio. questo suo atteggiamento che abbiamo capito essere, non utilizzo una parola nella quale non credo fino in fondo, ma è l'unica che mi viene in questo momento. Questo suo essere molto morbido, ecco, Da nella padre di gestione. famiglia. Esatto, nella gestione degli errori da parte di un gruppo così giovane, il famoso quando il gioco si fa duro non dovrei essere qui, hanno bisogno più di coccole che rimproveri. Ecco, arrivati al momento decisivo della stagione, può essere ancora efficace o meno, è un metodo in cui credere fino in fondo. Lo scopriremo, ce lo racconterà lui, lo dirà il campo, questo non possiamo saperlo. L'aspetto determinante, secondo me, hai fatto una lunga lista di giocatori importanti, giocatori con molte partite di Serie A sulle gambe. Ecco, quella lunga lista, secondo me, sarà decisiva per capire se questo gruppo è in grado di reggere, un gruppo appunto, l'abbiamo detto tante volte, molto giovane, se è in grado di reggere la pressione del fiato sul collo delle inseguitrici. Poi ovviamente le variabili sono tante, non tutte dipendono dal Cagliari, anche se sarebbe il caso da qui all'11 aprile, quando ci sarà il match ball in casa contro la Cremonese, magari di chiudere i conti senza arrivare con l'acqua alla gola sino a maggio, proprio per essere artefici del nostro destino. Ma ci sarà anche da capire cosa succede a Cremona, per esempio, quanto l'effetto Giampaolo sarà a rilascio prolungato o se è stata una fiammata quella di Parma così isolata, quanto Di Francesco sarà capace di complicarsi la vita anche quest'anno, perché anche il Lecce a un certo punto sembrava esserne uscito e in realtà guardare il calendario, guardare la classifica, il Lecce è ancora lì, quanto la Fiorentina con la sua dimensione europea ancora in essere sarà in grado di reggere due competizioni in una stagione che l'ha resa molto inaffidabile a dispetto della rosa competitiva che si ritrova ad avere. Insomma, si apre una fase finale del campionato, secondo me, anche in coda, o forse soprattutto in coda, ecco, tolta la lotta Champions, in cui soprattutto in coda ci sono moltissimi temi aperti. È una situazione più rocambolesca forse di quanto avremmo sperato, ma come dire, agli occhi oggettivi di un appassionato, ancora molto interessante da seguire, ecco. Perfetto, perfetto. Nick, io ti saluto, siamo andati anche oltre, diciamo, il tuo tempo e quindi ti ringrazio ovviamente per il tuo intervento. Ci saranno comunque altre situazioni, speriamo un po' più positive, in cui parleremo magari anche No, io vi di ringrazio per la una bella fiducia vittoria. perché significa che sono in grado di tirarvi sul morale, ecco, Ah, questo se ruolo quello sempre. lo Lo accetto accetto ben volentieri, ecco. volentieri. Alla grande, alla grande. Alla Nico, prossima, grazie, ci grazie a vediamo voi, prossimamente. a Buona presto, giornata e buona buon giornata. lavoro. Ciao A voi. Nico, ciao ciao, ciao ciao. E ringraziamo tanto Nicola Muscas. Allora, Francesco mi ha mandato un video, l'arrivo delle delegazioni, si attende appunto Mille Uva, il delegato UEFA. Vediamo un po', eccola qua. Appunto questo è il video che ha mandato appunto Francesco lì dal comune. Insomma, si vede Fiori, si vede Meris. Stanno aspettando di entrare appunto per iniziare questo primo dibattito. Ecco, il presidente Giulini è arrivato. È avvocato anche l'assessore Macciotta, insomma, questo è l'ingresso appunto
dei vari delegati per appunto iniziare questo primo incontro che sarà, ripeto, dove inizierà alle 11, inizierà magari 11:30, mezzogiorno meno un quarto. Questa sarà la prima parte. Vi daremo ovviamente conto con 131 sia a livello testuale sia a livello di video nei social su quello che poi ci saranno probabilmente anche le parole degli attori principali di questo primo incontro, mentre poi stasera nel frattempo ci sarà l'allenamento a porte aperte del Cagliari ad Asseminello, ci sarò io, quindi ci sarà comunque un articolo specifico sull'allenamento del Cagliari. Penso che non parlerà nessuno dell'allenamento, ma nel caso comunque vi daremo notizie anche di questo e faremo il relativo video. E poi parliamo comunque di una situazione dove stasera ci sarà il famoso dibattito sullo stadio tra giunta all'interno del Consiglio Comunale tra giunta e opposizione. Insomma, una giornata lunghissima, una giornata speriamo positiva da questo punto di vista, sia anche nel campo, perché comunque magari ci sarà un passaggio in avanti da parte di Borrelli, un passaggio in avanti da parte di Belotti nel acquisire comunque minutaggio, acquisire comunque un po' più di possibilità di entrare allo stadio, di entrare in condizione ed essere comunque positivi e soprattutto importanti per il Cagliari, perché comunque è importante in queste ultime 8 partite avere più giocatori possibili a disposizione. Va bene? Vi abbiamo detto anche questo, quindi possiamo tranquillamente salutarvi e dare appuntamento domani mattina con Buongiorno 131 alle 10. Ci sarà anche Francesco, avremo comunque un ospite, un collega a livello nazionale. Avremo poi Antonio Parrotto, che è comunque l'inviato e nonché direttore di SassuoloNews.net, dove andremo a parlare anche ovviamente del Sassuolo. Insomma, come sempre rimanete collegati, seguiteci su tutti i nostri social, seguite ovviamente il sito con tutti gli aggiornamenti di questa lunga giornata che speriamo sia comunque positiva. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Rita per la donazione, grazie a tutta la chat, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani alle 10 con l'ultima puntata settimanale di Buongiorno 131. Sigla, ciao a tutti ragazzi, buona giornata, ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, Buongiorno 131. 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.